Amici di Sportisili, buon pomeriggio, ben trovati al Palamangano di Palermo per la prima di una serie di episodi che vedranno una tra Panormus Basket e PGS Sales Catania di fronte a sfidarsi in palio. C'è la Serie C in palio, c'è l'ascesa, c'è il salto di categoria in quello che per i profani potrebbe essere visto come l'ennesimo episodio della saga tra le due grandi città della nostra regione. Un bentrovati e un benvenuti sugli schermi di Sportisili.it da Francesco Cammuca, che proverò a raccontarvi gara 1 di questa finalissima per la promozione del campionato di Serie D Sicilia. Un cammino importante, un cammino imperioso per le due compagini che si affrontano qui per i primi 40 minuti di questo atto conclusivo della stagione. Ricordiamo, si giocherà tra 7 giorni a campi invertiti. Da una parte i biancorossi di coach Peppe Rosciglione, dall'altra parte i ragazzi in maglia nero-verde, in canotta nero-verde, guidati da coach Carmelo Gullotti. Abbiamo dato spazio, abbiamo dato voce e suono a quella che è stata la presentazione della partita, con i due roster in campo che poi andremo anche a riassumere, con quelli che saranno i quintetti di partenza. Intanto inizio col ringraziarvi per essere già in tanti a seguire questo incontro, che ricordo eccezionalmente di venerdì, per quella che è una giornata particolarmente tesa e particolarmente intensa per il basket palermitano, perché in corso o comunque in programma tra qualche minuto anche gara 1 delle semifinali del playoff di Serie C Silver maschile, con il Green Basket che va a fare visita alla Svincolati Milazzo. 75 secondi prima del via del match ultimi accorgimenti, ultimi preparativi da entrambe le parti, consueto incoraggiamento da una parte e dall'altra per coach Rosciglione, per Marca Palermitana e per coach Gullotti,
per Marca Etnea. Andiamo anche a conoscere i quintetti con cui le squadre scenderanno qui sul parquet del Palamangano, un Palamangano che vede qualche circa 100-150 spettatori. Naturalmente l'orario, le 19:40 di mercoledì, non aiuta nel riempire il palazzo. Intanto vediamo sul parquet per la Panormus Basket con la canotta numero 6 Vitale, con la numero 55 Davide Tagliareni, con la numero 1 capitano Marco Ranalli, con la numero 10 Flavio Paternò e con la numero 9 Giulio Paternò. Dall'altra parte con la 13 Enrico Verzi, con la numero 88 Magri, con la numero 44 Dore, con la numero 23 Lamantia e infine con la numero 3 Barbera. Le squadre intanto si schierano sul parquet per un minuto di silenzio che osserviamo anche noi. Minuto di silenzio come preliminare di questa partita. Siamo pronti allora per raccontare fin dalla palla 2 che si contenderanno Verzi da una parte e Capitano Ranalli dall'altra, questa gara 1 che vale tantissimo ovviamente per una Panormus Basket che nel turno precedente contro Aci Bonaccorsi ha saputo dominare in quello che è stato il primo confronto contro una formazione etnea in questa post-season, conclusa in maniera importante con 2 vittorie e anche con un terzo tempo speciale con gli arancini offerti dalla compagine della provincia di Catania. Si parte con il primo pallone toccato da Verzi. Allora benvenuti, mettetevi comodi per assistere a questo primo incontro di questa finale playoff con la PGS Sales in possesso del pallone. Qui però perde la maniglia in maniera anche abbastanza importante Magri. Allora primo possesso che si chiude con una palla persa per l'attacco di coach Gullotti. Allora dall'altra parte Tagliareni con la tripla aperta subito a bersaglio Marco Ranalli. PGS che cerca di organizzare il nuovo attacco con l'uscita dai blocchi da parte di Barbera, fronteggiato da Vitale. Palla ancora per Magri, sotto per Dore. Dore cerca il lavoro in post, appoggia 2 punti e dunque rompe il ghiaccio anche la formazione ospite. 3-2 con Flavio Paternò subito messo in ritmo. Palla per Ranalli sul gomito per Tagliareni, palleggio, arresto, tiro, 2 punti per Davide Tagliareni. 2 attacchi che dimostrano la concentrazione e l'attenzione in fase offensiva per Panormus Basket. Dall'altra parte bel palleggio, arresto e tiro in 1 contro 1 da parte di Ruggero Magri. 5-4, una palla persa, poi 4 canestri, a conferma anche dell'alta qualità sul parquet. Intanto Vitale con la tripla aperta a bersaglio, mani calde in casa Panormus Basket. Dall'altra parte però Barbera col penetra e scarica per la tripla dall'angolo di Lamantia. Rimbalzo Vitale, controlla e poi riceve Giulio Paternò. Inizio flash da entrambe le parti, tante conclusioni e neanche 2 minuti giocati. Qui non riesce a controllare Giulio Paternò e allora Dore può spingere la nuova transizione offensiva. Barbera da 3 punti, la tripla di Barbera. Attacchi molto attenti e molto pronti in questo inizio di partita. Intanto problemi alla schiena per Flavio Paternò, cronometro che viene fermato a 7:46, ma
credo che il cronometro sia andato anche un paio di secondi oltre, intanto da valutare le condizioni di Flavio Paternò. Viene subito richiamato in panchina, dentro Andrea Geraci, l'applauso del pubblico del Palamangano per il numero 10, rientro importante per Coach Rosciglione, così come quello di Giulio Paternò, mentre Geraci subito a menare le danze, palla in mano con la zone press da parte di PGS Sales, che però viene subito aggirata. Ranalli finta il tiro, poi va dentro, lo scarico in qualche modo per Flavio Paternò, che cerca poi di liberarsi ancora il numero 9, e c'è il fallo ai danni di Paternò, fallo di Verzì, e poi c'è il fallo tecnico per Marco Ranalli. Tanto il fallo per Verzì, primo della partita. Quindi c'è un fallo per Verzì e un fallo tecnico fischiato invece non dovrebbe esserci. Vediamo intanto qui come si evolve la situazione con Verzì che continua a protestare con l'arbitro. Si va intanto dall'altra parte, giustamente, per l'esecuzione del tiro libero del fallo tecnico, con Dore che si porta sulla lunetta insieme a Magri, canotta 88 per lui. E poi probabilmente tiri liberi, intanto Ranalli che lascia il parquet, colpo alla fronte per lui, colpo al sopracciglio, intanto Magri realizza il libero del pareggio e ora si va dall'altra parte. Torna in attacco Panormus Basket con l'ingresso in campo anche di Vittorio Tagliareni al posto proprio di Ranalli. Si riparte dalla linea di fondo, si riparte con Panormus Basket in possesso con Vitale. Geraci che muove il pallone, esce dal traffico, palla per Vittorio Tagliareni che attraversa per Vitale, il penetra e scarica per Paternò che ha calpestato la riga, quindi non vale il canestro da 3 punti, e allora si riparte con la rimessa dal lato lungo del campo in favore di PGS Sales Catania, che ha riagganciato nel parziale la squadra di casa e adesso attacca per cercare il primo vantaggio della partita. Verzì si gira, non trova il canestro, il rimbalzo è ancora da parte di Giulio Paternò, il secondo della sua partita. Geraci con il possesso, palla che torna tra le sue mani, poi Vitale, l'uscita dai blocchi di Giulio Paternò, poi si cerca Geraci, adesso Paternò che cambia fronte, va da Vittorio Tagliareni, la penetrazione di Tagliareni, i 2 punti di Tagliareni, nuovo vantaggio Panormus Basket, e palla dall'altra parte. Magri va ancora sotto da Verzì, lo scarico per Barbera che usa il piede perno, poi va da Lamantia, la penetrazione di Lamantia e la teardrop, la lacrima di Lamantia a bersaglio. Altra parità al Palamangano, gran bella partita fin qui, tanto ritmo e attacchi che stanno prevalendo sulle difese. Vitale finta il tiro, la consegna per Geraci che riceve ancora, mette i piedi a posto, va da 3, tiro lungo, rimbalzo è di Vittorio Tagliareni che garantisce altri 14 secondi all'attacco palermitano. Geraci con una palla complicata, infatti viene recuperata da Catania, dall'altra parte Barbera, 2 punti che valgono il primo vantaggio della partita per la squadra di Coach Gullotti. Subito Tagliareni da 3, Tagliareni da 3, rimedia subito all'errore commesso e riporta avanti Panormus Basket. Altissimo ritmo fin qui al Palamangano. Magri, palleggio, arresto e scarico, fallo. Il fallo commesso da Tagliareni, da Vittorio Tagliareni, con 5:28 da giocare, primo fallo di casa Panormus Basket. Viaggio in lunetta per Verzì, mentre torna, e questa è un'ottima notizia, Flavio Paternò, torna fuori Geraci, piccolo trattamento alla schiena per il 10 di casa Panormus Basket. Intanto tiri liberi per Enrico Verzì,
che sbaglia il primo. Ancora Verzi, questa volta bersaglio. Pari 13 dopo quasi metà primo quarto, un primo quarto davvero godibile e divertente. Tanto la palla in angolo per Vitale, da 3 punti, ancora! Simone Vitale, seconda tripla. E mano calda da 3 punti per Palermo. Magri per Barbera, che si propone lontano da canestro, il blocco di Verzi, passa dall'altra parte Magri, il penetra e scarica, il pick and pop per Verzi che non trova il bersaglio dal tiro pesante, e allora Vittorio Tagliareni a condurre dall'altra parte. Serve Paternò in angolo Vitale, palla per ancora Davide Tagliareni, bel giro palla di Panormus Basket con la tripla che non va a bersaglio. Vittorio Tagliareni a rimbalzo forte in attacco e col bersaglio ancora 18-13 per Panormus Basket. Ottima l'energia di Vittorio Tagliareni. Qui intanto c'è il fallo da parte di Flavio Paternò, il secondo della partita per Panormus Basket. 18-13 e secondo viaggio in lunetta per la formazione ospite. 2 su 3 fin qui al tiro libero per la compagine guidata da coach Gullotti. Poc'anzi 1 su 2 per Verzi, prima ancora 1 su 1 per Ruggero Magri, che segna anche questo. E porta i suoi a 4 punti di distacco. Ancora in lunetta l'uomo in canotta 88 per PGS Sales, 2 su 2. Un possesso pieno di vantaggio per Panormus Basket, 4-26 da giocare prima della prima sirena di questa finale, gara 1 di Serie D. Palleggio, arresto, tiro che non tocca nemmeno il ferro da parte di Flavio Paternò. Dall'altra parte spinge la transizione ancora PGS con l'entrata regale da parte di Magri, 3 punti in fila per lui, -1 PGS Sales, che ha mandato in campo Antonio Renna, canotta numero 17 per lui. Qui intanto la penetrazione di Tagliareni, il fischio, fallo proprio dell'appena citato Renna. Tanto altro cambio con Vincenzo Drago a prendere il posto di Lamantia. Si riparte dal fondo, terzo fallo di squadra per secondo fallo di squadra per PGS Sales. Tanto problema al cronometro della struttura che non è stato fatto partire. C'è un'infrazione di piede e il piede di Davide Tagliareni, anzi di Vittorio Tagliareni, e crono che viene fatto ripartire con 3:40 da giocare e con il possesso per la PGS Sales, possesso per tentare il sorpasso. Qui sistema i piedi Barbera, poi lo scarico ancora per Magri che ci riprova da 3 punti sul secondo ferro, rimbalzo da parte di Tagliareni che apre per Vitale. Vitale mette i piedi a posto, non tira. La palla ancora per i due Tagliareni, nuovamente Vitale sul gomito, poi in angolo da Giulio Paternò, ancora possesso con 8 secondi per Panormus Basket con Vitale che serve Paternò, mette i piedi a posto da 3 punti e Paternò la mette ancora e sono 5 le triple di Panormus Basket che adesso deve tornare in difesa. Lo scarico per il tentativo sbagliato ancora, entra ed esce il tiro di Renna. E allora siamo già dall'altra parte con Giulio Paternò, il tocco di Flavio per Vitale, la palla che non entra, poi serie di tocchi a rimbalzo, quello definitivo è di Renna, si va dall'altra parte, Magri si butta in mezzo, viene stoppato da Giulio Paternò
che lo cancella, poi si complica un po' la vita, collabora con Flavio Paternò per l'uscita del pallone, poi perde il tempo Vittorio Tagliareni e allora si riparte ancora da Flavio Paternò, il penetra e scarica, splendido per Davide Tagliareni che non trova il tiro dalla lunga, era un long two questo. Dall'altra parte Barbera fermato da Vitale, grande rientro difensivo, ha pasticciato a dire la verità Barbera, ma Panormus Basket che adesso anche col supporto del pubblico cerca di creare il solco. Vittorio Tagliareni con il tiro e con il fallo da parte di Magri, credo si tratti di fallo da 3 punti, sì, e quindi 3 i tiri liberi per il 2-0 di Casa Panormus Basket, ma prima time out chiesto da coach Gullotti sul 21-17, ultimi 119 secondi di primo quarto, con Palermo che è stata fin qui mortifera al tiro pesante, 5 su 7 con i piedi dietro l'arco per la compagine guidata da coach Giuseppe Rosciglione. Dall'altra parte 2 le conclusioni dalla lunga distanza mandate a bersaglio dalla compagine salesiana. Il minuto di sospensione che si conclude con Vittorio Tagliareni che si prepara ad andare in lunetta per 3 tiri liberi. Andiamo a vedere la battuta per il ragazzo in canotta 0-0 di Panormus Basket. Tanto si prepara sul cubo del cambio Castiglia. Tagliareni col primo tiro libero sbagliato. Sbaglia anche il secondo Vittorio Tagliareni. Terzo tentativo per Tagliareni che manda a bersaglio e allora solo 1 su 3 per Tagliareni, più 5 Panormus Basket che va a riagganciare quello che è stato il massimo vantaggio, mentre ottima entrata, canestro e fallo subito per Drago. Il fallo che dovrebbe essere stato di Giulio Paternò. Primo fallo ovviamente anche per lui. E Drago dalla lunetta che realizza il libero aggiuntivo. Ottimo impatto sulla gara da parte di Drago. Occhio dall'altra parte, Vitale rallenta, più che altro ha girato qui. Ha girato la zone press di PGS Sales, e allora attenzione, spalle a canestro, l'ottimo movimento, il gran canestro da parte di Vittorio Tagliareni che è riuscito a mandare al bar il nuovo entrato Genovesi che ha preso il posto di Verzita. All'altra parte l'entrata nel traffico sbagliata da parte di Magri e Giulio Paternò che esce in cost to cost dalla sua metà campo. Tagliareni da 3 sbagliato, rimbalzo toccato da Vitale, controllato da Renna. E allora occhio dall'altra parte con il pallone proprio ancora per Drago, altro appoggio, questa volta sbaglia, rimbalzo di Vittorio Tagliareni, mentre è iniziato l'ultimo giro di lancette del primo quarto con Panormus Basket col pallone in mano e 4 punti di vantaggio. Davide Tagliareni cerca l'entrata a canestro, la penetrazione di Davide Tagliareni, più 6 Panormus Basket, grande canestro da parte del 55 in canotta biancorossa. E Panormus Basket che potrebbe, a meno di
sorprese avere l'ultimo possesso della gara. Barbera fronteggia Vitale, c'è il pick and pop ancora per Renna, poi la palla sul gomito per Magri che non trova il canestro da 3 punti. Allora, ultimo possesso del primo quarto per Panormus Basket, che può ulteriormente arrotondare il suo vantaggio. Giulio Paternò, Vittorio Tagliareni prende il tiro da distanza siderale, la palla però sbatte sul primo ferro ed esce. Attenzione a Barbera con la scorrimanda che finisce sul tabellone. 26-20 è il vantaggio di Panormus Basket sul PGS Sales Catania dopo i primi 10 minuti.